o in attesa dell'autobus riusciamo a leggere un detto in dialetto. Che se arriva l'autobus che facciamo? Vado via. Ma io la seguo. Sì, va bene. A scherzare. Provi un po' a leggere. Il primo, questo qua in alto. Chi l'è? Elle peut fare i piedi alle mosche. Cioè? Chi è che può fare i piedi alle mosche? Chi è che lo può fare? Chiunque. Questo è il bus per lei? Sì, mi dispiace. Lei parte, ma noi pure partiamo. Tra pochissimo, restate con noi. Io vado, che magari. Io dove va la signora, io vado, perché la signora mi sta simpatica. C'entro anch'io, c'entro anch'io. Amici, ben ritrovati, siamo tornati nuovamente in Piazza Moretto, proprio davanti alla Pinacoteca Tosio Martinengo, che tra non molto tempo riaprirà i battenti nella veste completamente rinnovata. L'opera di oggi è Incontro degli sposi. Questo frammento di affresco è parte del ciclo che anticamente decorava il salone del Palazzetto Calini in Vicolo Borgondio. Nel salone si trova ancora un'elegante decorazione architettonica ad affresco che un tempo ospitava varie scene figurate di grandi dimensioni, delle quali restano oggi solo labili tracce. La maggior parte di questi affreschi, infatti, furono rimossi nell'Ottocento e messi sul mercato come quadri. Le scene affrescate sulle pareti del salone illustravano per lo più miti classici, anche se il cosiddetto incontro degli sposi non è riconducibile ad alcune fonti letteraria e va piuttosto interpretato come una generica scena di vita cortese del primo Cinquecento, forse riferibile ad avvenimenti legati alla storia della famiglia Calini, alla quale si deve la realizzazione degli affreschi. E dopo gli sposi, le mosche. Perché? Perché quelle è il peu fai pe alle mosche. Ragazzi, qui c'è un amico, c'è Mauro, originario della Valle Camonica. Sì, Darfo Boario Terme. Darfo Boario Terme. Era Darfo prima però, sono andato a Darfo, dopo c'era Darfo Boario Terme dal 99. È meglio distinguere, Sì, sì, distingue. Senti Mauro, quelle è il peu fai pe alle mosche. Che fa il pe alle mosche? Cosa fa? Che fa? Che porta via le mosche, che fa chi? Che se ne fa? Fa le uova? Con le mosche. Fa il piumino? Fa il piumino, fa qualcosa, insomma. Signori miei, quando c'è una bella signora noi ci fermiamo. Che di fretta? Sì, molto. Che le o che la è il peu fai pe alle mosche. Cioè? Per fare per le mosche. Cioè, me ricordo mio. Cioè? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Che le pel fai per le mosche. Cioè? Fai per le mosche al firbo? È firbo? Lei può fare i piedi alle mosche? No, Niente. Neanche le unghie. neanche le Manicure, pedicure, niente. niente. Sì, quello lì può fare, diciamo, i piedi alle mosche, nel senso, come dire, non so, ti posso, cioè sono meglio di te, ecco, in un certo senso. Andrea e Cristian, non da Brescia però. Da Genova? Da Genova, una focaccia ragazzi, che è la fine del mondo. Allora Andrea, chi si dice a Genova? C'è un proverbio, un detto tipicamente ligure, genovese? Beh, i genovesi, come ti dicevo, parlano molto a denti stretti, però ci sono questi detti, tipo, te lo dico, cioè a un me nuovo che su ne na ne, cioè al mio molo nuovo ci sono 9 navi nuove. È proprio un detto così, da vecchio genovese. Poi Belin. Belin. Che lì è il per fai pe alle mosche, invece dicono a Brescia. Sapresti tradurlo? No, cioè? Zero? No? Niente, nessuna parola. No, che L'ultima. mosche. No, quella. Signor Roberto, vediamo un po' come se la cava lei col dialetto. Ma in casa mia non si parlava molto, però i miei nonni sì, un pochino. È di Brescia? Sì, non sono nato a Brescia, ma sono a Brescia. Sì. Senta signor Roberto, magari questo lo conosce. Che la è il pel fai pe alle mosche. È uno molto preciso che è proprio un pignolo, ecco, fai per le mosche, cioè proprio gli fa la pedicure alle mosche. Ah, Callel per fare il pe alle mosche. Cioè? È un detto, cioè, che uno bravo, cioè, diciamo che se la cava bene. E tu sei uno che puoi fare i piedi? Ma sì, dai, meglio che niente, meglio fare i piedi alle mosche. Allora da oggi in poi non le ucciderai più contro i vetri, ma farai i piedi alle mosche.
Ho sempre fatto così perché gli voglio bene alle mosche e anche ai ragni. Allora noi controlleremo questo. Va bene, grazie. Spieghiamo allora anche questa, dai. Quelle è il peu fai pe alle mosche, ovvero quella persona, un artigiano così abile, così capace, così preparato nel suo lavoro che potrebbe realizzare qualsiasi cosa, anche quelle molto difficili. Grazie amici per essere stati in nostra compagnia. Alla prossima, ciao.